Si è svolto a Bivona il 7° torneo di calcio studentesco Sport e Legalità e il secondo memorial dedicato a Vincenzo Busciglio, un ragazzo prematuramente scomparso, organizzato dall'associazione Renato Traina, diretta da Franco Colombo, e che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi atleti provenienti da tutta la Sicilia, evento organizzato grazie anche alla collaborazione di tante associazioni del luogo, tra questi l'Associazione Primavera Ollus, il Consorzio Universitario di Agrigento, il Comune di Bivona, l'Istituto Pirandello di Bivona, la Lega Calcio di Sicilia. Al termine premiazione per tutti i componenti e ragazzi che hanno partecipato all'evento. Stiamo organizzando questo torneo che è la 7ª edizione in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e con l'Istituto Comprensivo che comprende Alessandria, Bivona e Santo Stefano. Quest'anno la manifestazione è dedicata allo sport e legalità e faremo un memorial, la 2ª edizione di un ragazzo di Vincenzo Busciglio che tragicamente è scomparso, morto a coltellata da Alessandria della Rocca, e i ragazzi hanno voluto ricordare questo loro compagno. Si sperava in un giorno clemente dal lato diciamo così, della temperatura, però ci siamo organizzati usando la palestra e quelli più grandi stanno usando in questo momento in contemporanea il campo sportivo. Un evento che si articolerà come, Presidente? Ma si articolerà che giocheranno i ragazzi qua 15 minuti ciascuno. Sicché al termine della manifestazione ci sarà il saluto del sindaco a tutti gli intervenuti. Ci sarà la premiazione, ci sarà il sorteggio per reperire i fondi, abbiamo organizzato un sorteggio e dopo saremo tutti ospiti offerto da un buffet che ci ha preparato con la nostra collaborazione l'Istituto Alberghiero. Che significato assume questo evento? Ma assume, il significato è quello, diciamo così, della correttezza, dello stare insieme, della crescita insieme, perché in fin dei conti i bambini sono loro che un domani ci guideranno a noi, che la vita gli dia tante soddisfazioni e che si comportassero sempre bene, diciamo, durante il percorso della loro vita. Un evento che ritorna fortemente voluto da lei, che è insomma un ex calciatore anche di serie nazionali, e dopo la pausa del Covid, quindi diciamo assume una rilevanza sicuramente diversa dalle solite edizioni, no? Ma sicuramente perché questo era il terzo anno che eravamo fermi, per cui c'è molto entusiasmo da parte dei ragazzi, da parte delle istituzioni, un po' da tutte, dalla scuola che l'hanno voluto anche fortemente loro, poi hanno lavorato tantissimo, hanno lavorato una settimana di fila all'Alberghiero per tutti questi preparativi, per cui per noi l'Istituto Alberghiero è un fiore all'occhiello. Ma il significato è quello di una ripartenza. La S Renato Traina ancora una volta organizza una manifestazione non solo bivonese ma una manifestazione territoriale che mette assieme tante istituzioni, l'istituzione scolastica, abbiamo anche oggi la presenza del CUPA, quindi una manifestazione sportiva che è anche l'opportunità per ragionare sul potenziamento del territorio, sulla formazione. Ed è quello che stiamo facendo con l'onorevole Mangiacavallo, il presidente del CUPA, su iniziative che riguardano proprio, che vedono protagonista questo territorio attraverso l'istituzione di master e altre iniziative importanti che stiamo portando avanti anche con l'ITS. Io devo ringraziare Franco Colombo per queste bellissime iniziative che pone in essere con tanti giovani protagonisti. Un ringraziamento anche alla Primavera Ollus che ormai diciamo, come associazione fa tantissime attività sul sociale, quindi questo è un territorio, un paese vivo che mette assieme veramente tante persone attraverso l'associazione e attraverso le istituzioni, e dobbiamo lavorare tutti assieme proprio per questo, per dare l'opportunità a questi territori che sono più marginali di uscire fuori da questo contesto e avere maggiori opportunità, soprattutto per i giovani. Dopo 2 anni ritorniamo a riprendere le attività che avevamo necessariamente sospeso con questa iniziativa
di educazione alla legalità che si collega proprio al nostro percorso di attività legate all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza. L'istituto offrirà anche un pasto preparato dai ragazzi della scuola. Sì, prevede anche questo momento di conviviale e i nostri studenti dell'indirizzo enogastronomico hanno preparato un buffet, un lunch da offrire a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo quadrangolare. Vorrei anzi sottolineare che questo quadrangolare è intitolato a un nostro ex alunno, Vincenzo Busciglio, che nel 2019 è tragicamente scomparso, e quindi in memoria di questo nostro ex alunno è stato organizzato questo evento. Noi siamo particolarmente lieti come consorzio di avere sponsorizzato assieme ad altri enti, ad altre istituzioni, questa iniziativa che è semplicemente straordinaria, perché riesce a coinvolgere adulti, bambini, giovani, adolescenti e anche le istituzioni con una finalità nobile, quella non solo di istruire ma anche di educare alla vita, perché sport e legalità rappresentano un perfetto connubio che ha un suo fondamento anche nella formazione delle coscienze, perché avere la consapevolezza per chi pratica lo sport che esistono diritti e doveri, che bisogna rispettare così come le regole del gioco, anche le leggi dello Stato, diventa un momento fondamentale della civile convivenza. Oggi c'è un altro motivo che ci fa gioire, quello di essere tornati finalmente, direi, in presenza per una manifestazione che raccoglie, nel rispetto evidentemente delle norme igieniche e razionali, che raccoglie un mare di persone che si ritrovano proprio per sostenere una nobile causa. Diciamo che la ripartenza è stato il primo punto del nostro programma, siamo ripartiti già l'11 aprile dell'anno scorso, questa stagione siamo ripartiti con tutte le attività, siano esse regionali che provinciali, di calcio a 11, di calcio a 5, di calcio femminile, e la cosa più importante è che le stiamo portando a termine tutte regolarmente. Un grande successo del Comitato regionale di Sicilia, ma soprattutto un grande successo delle società che hanno creduto alla nostra proposta, che hanno creduto al nostro progetto e lo hanno portato fino alla fine. Le società stanno riprendendo regolarmente i campionati? Beh, non solo stanno riprendendo, ma li stanno terminando. Sì, un'iniziativa voluta da Colombo, che ringraziamo per l'invito, la scuola che ha messo a disposizione in una giornata come questa anche i locali, e che viene omaggiato un ragazzo che, voglio dire, durante un incidente è morto questo ragazzo, e quindi un'iniziativa che ha anche, oltre allo scopo sportivo, anche uno scopo, diciamo, di ricordo di questo ragazzo giovane vittima, diciamo, di un incidente, quindi è estremamente importante, per cui abbiamo ritenuto giusto essere presenti qui assieme al Presidente Morgana. Un'attività agonistica che sta avviando al termine e che vede di buon auspicio anche il nuovo anno. Sì, l'ha detto Morgana, c'è stato un lavoro che ha fatto il Comitato regionale, presieduto da lui, di grande importanza, tutti i campionati ormai sono al termine, si stanno concludendo bene, quindi tutte le iniziative sia del settore giovanile ma anche dell'LND, per cui, diciamo, siamo soddisfatti e pensiamo che il nuovo anno sia produttivo. È una bellissima manifestazione che ritorna dopo tanti anni. Noi per 5 anni siamo stati accanto a Franco Colombo, che è un'eccellenza dello sport e del calcio bivonese. Oggi peccato di questa giornata, quindi comunque siamo riusciti a fare gli eventi sia al campo sportivo che qui nella meravigliosa palestra dell'Istituto Alberghiero. Oggi è una bellissima giornata di sport che premia tutti gli sforzi di Mister Colombo. Colombo è stato un punto di riferimento dello sport del territorio, molte generazioni sono cresciute con lui, generazioni di giovani calciatori, e rappresenta il calcio nel nostro territorio, con i valori che lo sport e che il calcio porta dietro. Quindi queste sono delle generazioni che
come dire, porteranno questi valori che il mister Colombo riesce a inculcare. Questo è un memoria dedicato a Vincenzo, che era un partecipante di questa scuola, e questa vittoria noi la dedichiamo a lui. Bravo Giuseppe. Bravo, un applauso, bravo! Sono felice di questo torneo, abbiamo meritato la vittoria e spero che si rifarà il prossimo anno. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria sudata, sempre dedicata a Vincenzo. Onorevole Perconti, a questa iniziativa anche qui a Bivona, un'iniziativa importante che vede l'espressione dei ragazzi, del gioco, della legalità, l'istituto alberghiero presente, insomma un momento si ritorna a vivere con lo sport in prima linea. Assolutamente sì, sono molto contento di partecipare a questa iniziativa, conosco Franco Colombo praticamente da quando ero piccolissimo, tantissimi ragazzi, dobbiamo dire grazie al suo impegno nella nostra comunità. È un memorial importante in onore di Vincenzo Busciglio di Alessandria della Rocca. Oggi ci sono diverse istituzioni, c'è la Lega, c'è il Consorzio Universitario di Agrigento, sono delle iniziative importanti a cui credo sia importante essere presenti. Ecco, che significato assume questa vostra presenza qua a Bivona dopo 2 anni di fermo dovuto al Covid? Insomma, si ritorna in pista, in campo direi. Ma la nostra presenza qui è per rispetto di Ciccio Colombo, che è stato mio compagno di squadra nel Catania tanti anni or sono, diciamo. E poi facciamo conoscere, diciamo, ai nostri ragazzi una realtà diversa, no? E quindi siamo venuti con piacere e sicuramente, insomma, sarà una bella mattinata. Siamo onorati e orgogliosi di essere qui stamattina a Bivona. Io onestamente non ero mai venuto, però i suoi trascorsi nel Catania di parecchi anni fa, lui parlava sempre di questo paese elogiando, diciamo, le caratteristiche e le qualità di questo paese, che è veramente molto accogliente, anche se la giornata oggi veramente è un pochettino... Iniziative belle queste, insomma, dopo la pausa del Covid, no? Che significato assumono anche? E in effetti dopo questi 2 anni in cui siamo stati penalizzati in tutte le attività sportive e ricreative e cose varie, cerchiamo di dare un avviamento, diciamo, alla rinascita, e quindi elogiando e spingendo questi ragazzi a dare un'impronta continuativa nel lavoro e nelle loro aspettative. Il Catania Calcio che futuro avrà? Il Catania Calcio è stata una grande amarezza, una grande delusione per tutti gli sportivi, per i 40.000 tifosi del Catania. Io sono di Catania, quindi sta cosa l'ho vissuta sulla mia pelle con grande dispiacere e amarezza. Stiamo cercando di fare un azionariato popolare, ci stiamo mettendo tutta la nostra volontà all'impegno, però poi sempre dipende dagli grandi imprenditori, dai grandi governanti. Se loro hanno la passione, la voglia, il desiderio, Catania può rinascere. Si sente parlare di cordate estere, stiamo vedendo anche il Palermo, a quanto pare potrebbe essere interessato, chissà, magari il Catania. Ma precedentemente si parlava anche di alcune cordate inglesi, maltesi, svizzere o del nord Italia, così. Però se prima io non vedo nero su bianco, le chiacchiere, le discussioni lasciano il tempo che trovano. Io sono una persona che vivo di certezze, di concretezze. Se non ci sono proprio l'intervento, che poi dipende sempre dalle persone, le persone, e quindi se hanno la passione, l'amore per il calcio, tutto ben venga. Mister, ci sarà un futuro per il Catania Calcio? Ma è tutto quello che auspichiamo tutti, no? Che anche se in effetti la situazione è molto difficile, una città grande come Catania, storica, di grande blasone, non doveva finire in questo modo. Significa che gente che ama il calcio a Catania effettivamente non ce n'è. Quindi speriamo che arrivi qualcuno, però un'imprenditoria catanese che deve sperare sempre che arrivi qualcuno da fuori, insomma, non è una bella cosa, no? Quindi speriamo che qualcuno si svegli. Diciamo, noi a Catania, così anche Nino Leonardi, io e altri amici, stiamo creando
un'associazione, già l'abbiamo creata, che si chiama Champion School, che cerchiamo di stimolare un po' gli imprenditori per cercare di dare una mano a questo Catania. Speriamo che tutto riesca. Sono Contino Graziella, mamma di Lorena Corpaci, che è una giocatrice femmina, il che è un po' anomalo per la Sicilia e le squadre siciliane. Qui a Bivona. Siamo venuti qui a Bivona sotto consiglio e invito vostro tramite il professore della scuola calcio Catania 80. E infatti ringraziamo il professore Bianchetti che ci fa partecipare sempre a questi eventi che per i nostri ragazzi sono dei momenti speciali e particolari, perché sono momenti di crescita, nella speranza che tutto ciò serva a far crescere il calcio in Sicilia e soprattutto quello femminile, avendo io una calciatrice, una figlia femmina. Tra l'altro è stato riconosciuto ora lo status di professionista da qualche giorno e questo è un traguardo importante, no? Esatto, questo è un traguardo importantissimo che io spero tantissimo con tutto il cuore, perché io vedo in giro che ci sono tante ragazze che hanno delle qualità straordinarie, però il tutto non viene concretizzato per mancanze organizzative, soprattutto qui al sud, perché noi sappiamo benissimo che al nord, già al nord Italia, al nord Europa, sono delle realtà che già si stanno concretizzando. Io lo auspico per tutte le ragazze che credono e che amano fortemente il calcio, tipo mia figlia Lorena. Questa giornata spero sia una giornata importantissima per lei, per tutti i ragazzi, e ringrazio tutti voi che avete organizzato questa giornata. Lorena, sei venuta da Catania qui a questa manifestazione agonistica, una tua sensazione di questo momento? Beh, sono molto emozionata perché giocare con altre squadre e tutta la regione è un'emozione. Un'esperienza da ripetere, insomma? Certo. Da consigliare agli altri? Sì, certo. Signora, allora questa iniziativa, un suo parere, i ragazzi hanno deciso di portarli qui, come la valuta brevemente? No, benissimo, ottimo, è un bello sport. Un momento di aggregazione, insomma, dopo stare 2 anni insieme, sì, visto il risultato. L'impegno di questi ragazzi è importante, Presidente? Allora, è importantissimo perché anche negli anni precedenti, durante l'anno, vengono qua in palestra e stanno tutti insieme, specialmente loro che non che hanno più bisogno degli altri, però hanno più bisogno di rimanere insieme agli altri e non rimanere isolati e sentirsi isolati, perché questo è lo spunto più bello di stare insieme. Ti piace stare assieme, sì? Sì. Praticamente oggi siamo presenti qui come sponsor della manifestazione. La famiglia di Stefano è sempre pronta ad accogliere manifestazioni che hanno come tema la solidarietà e l'amicizia, valori che oggi più che mai sono fondamentali, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo, collegato alla guerra e alla pandemia, e sono fondamentali da trasmettere. È bello sostenere iniziative di questo tipo. Sì, esattamente, è proprio grazie a una manifestazione come questa, in cui c'è una sana competizione sportiva, è possibile condividere questi valori. Per quanto riguarda i nostri prodotti e quindi la nostra presenza qui oggi, mi piace pensare che questi possano legare le persone ad un momento di convivialità, dove il cibo è prima di tutto condivisione. Presentiamo delle persone che lei ha tenuto particolarmente a essere presenti. Chi sono? Allora, sono il professore Enzo Ruvolo e il professore Pietro Danna. Perché sono qua? Per ricordare, certo ormai siamo in età avanzata, ma sarei stato contento e felice se anche i ragazzi di allora, chiamiamoli le ragazze di allora, fossimo state presenti ora in questa manifestazione. Perché ora siamo in età avanzata, però volevo la soddisfazione di essere rappresentate da alcune persone, da alcune ragazze. Dal vostro punto di vista, prego. Bello, tutto, specialmente questa per me è nuova, una struttura meravigliosa. Franco ci è coinvolto in questa manifestazione e sono felice di esserci. Lei? Insomma, io ho giocato poco al calcio, però l'incontro con Franco Colombo è uno dei momenti più significativi, perché lui ha debuttato nel Ribera Calcio. Ribera è la mia cittadina comune, anche quella col professore Ruvolo, e quindi da lì poi Franco ha preso il volo, come si suol dire, fino ad arrivare alla
alla Serie B. Oggi è una manifestazione molto significativa perché associare il mondo dello sport, quindi del calcio, al mondo della scuola, ma anche al mondo del lavoro, perché questa è una scuola professionale, è una sintesi molto significativa di cui cogliamo noi il significato e per questo non potevamo noi mancare a questo importante appuntamento, grazie all'input che ci ha dato l'amico Franco Colombo. Allora, un manager di Bivona, tornato qui a Bivona per l'occasione, in questo momento diciamo che vede un evento sportivo ritornare, insomma i ragazzi presenti dopo 2 anni di pausa. Sì, sono molto contento di essere qua e ringrazio Franco di avermi invitato. Ne abbiamo parlato quest'estate quando ero qui al bar, mi ha raccontato di volevo organizzare questa iniziativa, mi è piaciuto molto, ho apprezzato molto la passione che ci metteva e allora gli ho detto se la fai sarò lieto anche di poter contribuire. E Franco ha insistito, mi ha voluto qui e io ho preso l'aereo e con mia moglie siamo qui e sono molto contento perché mi sembra una bella manifestazione a favore dei giovani e dopo 2 anni di Covid è quello di cui abbiamo bisogno di tornare alla normalità. Assessore, soddisfatto di questa manifestazione? Sì, una bellissima giornata di sport all'insegna dell'educazione e dello sport, giornate che Francesco Colombo sa organizzare benissimo. Lui è un'icona dello sport, del calcio, è un'istituzione anche per i ragazzi, per il suo ruolo educativo che riveste nei loro confronti. Una bella giornata di sport, ci mancavano queste giornate. Durante la pandemia abbiamo molto sofferto per la mancanza di questi eventi dove i giovani potevano stare assieme, potevano riunirsi e potevano imparare qualcosa dallo sport. Da sempre sostenitore di questa manifestazione? Sì, sostenitore almeno da 8-9 anni, perché Franco è sempre venuto a cercarmi per cercare di sostenere lo sport del bivonese e tutti questi ragazzi che hanno la necessità di stare assieme, che tutto sommato è anche una cosa educativa e che dà molto sprono, diciamo, anche alle nostre piccole aziende a sostenere questa attività. Una breve battuta anche sul suo settore merceologico, che annata è stata questa? Allora, l'ultima del 2021 è stata un'annata dal punto di vista qualitativo eccezionale, le temperature sono state ottimali, è stata anche una estate abbastanza asciutta, quindi diciamo l'uva è cresciuta bene, lo zucchero dell'uva è stata abbastanza notevole e la qualità dei vini è eccezionale. Il mercato sta soffrendo un poco anche per la post pandemia, ora questi eventi bellici che insomma stanno un po' scoraggiando i consumi, però se stiamo sul pezzo. Allora, una sintesi di questa vostra presenza attiva e fattiva qui all'evento come associazione. L'Associazione Primavera ormai da anni è partner di questo evento sportivo, questo perché nell'ambito delle nostre attività istituzionali un'attenzione particolare va anche data allo sport, sia come strumento di riabilitazione motoria, sia come anche strumento di inclusione sociale. Questo perché tra le nostre attività che svolgiamo ci sono appunto attività di tipo riabilitativo, con particolare attenzione alle fasce meno abbienti che riguardano soprattutto i minori, che per esempio non possono permettersi l'iscrizione al campionato annuale. Ecco, a Bivona tra gli sponsor della manifestazione anche una azienda che produce in questa serra che state vedendo gli Anturium. Sì, questa è un'azienda che ci permette di regalare in tutte le manifestazioni degli Anturium alle mamme durante e al termine delle manifestazioni sportive. Ricevono i ragazzi, anche se non sono presenti i genitori, ma che li portassero a casa per un pensiero verso i loro genitori. Loro sono stati sempre presenti alle manifestazioni, un'azienda, diciamo così, l'azienda Spallino è rinomata, portano i fiori a Marsala e da là partono per tutta la Sicilia e per tutta Italia. La manifestazione si conclude con la degustazione qui fatta a chi ha partecipato all'evento a Bivona. Ecco, cos'è che proporrete, chef? Allora, abbiamo proposto un po' di prodotti tipici del territorio, quindi siamo un po' avvalsi di quello che abbiamo trovato qui
nelle nostre zone, quindi cerchiamo di esaltare i gusti e i sapori di questa zona. E quindi, come si può vedere, abbiamo fatto una caponata tipica siciliana, magari una versione un po' più chiara, quindi un po' più creata, un pochettino più semplice da un punto di vista, e l'abbiamo abbinato anche con una ricotta del nostro territorio, visto che qui siamo un territorio tra Bivona e Santo Stefano, in cui è la patria dei formaggi, in particolare prevalenza appunto ricotta e altro. E poi abbiamo messo un po' di tabulè, quindi richiama un po' dei prodotti siciliani, e tutto questo poi sarà accompagnato con i salumi sempre delle nostre zone e i formaggi che abbiamo sempre in questa zona per esaltare appunto questo territorio. E poi proseguirà con altre pietanze, il menù sarà quindi poi esaltato a tavola con i nostri commensali, i nostri ospiti, in cui abbiamo pensato di fare un risottino con asparagi di questa zona, di questa bella valle, e poi l'abbiamo provato un pochettino con un salume un po' più, che accenda un po' più il gusto. E tutto questo poi abbiamo pensato anche sempre al nostro territorio con i funghi, abbiamo fatto una pasta fresca con i funghi, e l'abbiamo farcito con un po' di salsiccia, sempre funghi, tutto accompagnato con un po' di fonduta di grana e il nostro pistacchio delle zone dei Raffadali con questa cremina. E tutto abbiamo poi cercato di mettere un secondo a base di maiale, quindi un bel filetto di maiale in crosta di erbe aromatiche, ma a particolare prevalenza l'ho scritta alla clorofilla, quindi saltare un po' una panatura un po' più fresca, e poi il classico involtino siciliano, quindi non deve mancare dei prodotti del territorio, con una patata un po' a forno, e poi i dulcis in fundus e i cannoli siciliani tipici della nostra Sicilia, bella Sicilia, e una torta per chiudere in bellezza questa bellissima manifestazione.